Benvenuti alla rassegna stampa di TG Plus. Per quanto riguarda la provincia di Venezia, piazza San Marco, il palco si restringe e dopo la Pausini ci si prepara alla Fenice Conte, ma comunque sono altre cose completamente diverse. Invece piuttosto la nuova di Venezia e Mestre apre con questo titolone su Jesolo: la rissa al muretto, subito accuse e denunce. Un gruppo di ragazzi di Martellago mostra i lividi in faccia: noi picchiati dai buttafuori. I gestori ci siamo difesi dai violenti e stavano strozzando un vigilante addirittura. Purtroppo qui riparte tutto un altro discorso su come vengono qualificati quelli che fanno questo lavoro, ma con le nuove leggi dovrebbero essere tutti qualificati. Andiamo avanti, ancora pestaggi qua al bar tra spacciatori, 2 feriti e fermi in pieno centro a Mestre, e la scalata dei generali della Oldie del Vecchio. Questo lo riportano un po' tutti i giornali, così come Marmolada, il dolore e i ricordi, una tragedia incancellabile. Un po' su tutti i giornali si parla anche di questo ricordo che insomma dopo un anno. Viadotto e 2 rotatorie, rivoluzione alla viabilità. Da stamattina a Marghera ci sono dei cambiamenti. Collana strappata, anziana disperata, era un ricordo di mio marito, insomma un'altra rapina. Purtroppo ci sono queste cose. E canoni balneari, class action contro gli aumenti. Questa è una cosa che troviamo anche su altri giornali, dopo lo vedremo sul Corriere del Veneto. Su Gazzettino invece si parla ancora della professoressa impallinata: basta falsità, non siamo una scuola buonista, se la prende la scuola. Adesso anche i genitori vogliono fare causa, e vedete che anche qui a fianco si parla ancora dei canoni demaniali, sospeso l'aumento del 25%. La crescita è il record del nord-est nel 2022, il PIL è salito del 4,2%, più di ogni altra area. Meloni in Italia, un piccolo miracolo economico. L'auto, l'elettrico, si ferma allo 0,4%, quindi chi pensa di comprare un'auto elettrica ci pensi ancora, perché effettivamente poi sai, su il discorso di colonnine, di costi, insomma, tante cose bisogna capire prima di comprare un'auto elettrica. Ho sentito parecchie persone che l'hanno presa, c'è chi è contento, chi no, bisognerà vedere un po' per tante cose. La Coppa del Mondo di tiramisù, ce ne siamo occupati anche noi, lo vedremo dopo. Un altro gigante fotovoltaico, scrive il Corriere del Veneto, il ministro Pichetto Fratin: obiettivo 2/3 di energia rinnovabile entro il 2030, e poi vedremo se saranno fatti anche i parchi, insomma, i campi fotovoltaici. La ragazzina muta che vince al TAR, obbligo di interprete in classe. E i bagni, eccoli qui, gestore vince la causa, stop agli aumenti dei canoni. Adesso vedremo, dopo Rosolina, azione legale collettiva, vedremo che cosa succederà. Si parla del concerto a San Giuliano dei Pinguini, già tutti i divieti, ogni volta che c'è un concerto si riempie tutto di divieti, ogni volta che c'è una manifestazione si riempie tutto di divieti. Insomma, sembra che non si vogliano fare ste cose. Da una parte c'è chi organizza, dall'altra c'è chi frena per paura o per incapacità, chi lo sa perché, comunque succede sempre. Vediamo un pochino invece qui lotta al degrado, sgombri della polizia locale, si parla di Venezia Mestre anche qui, e eccolo qua, il tiramisù World Cup 2023 a Venezia. E Venezia, questa è una notizia molto carina che è uscita un po' dappertutto ieri. Venezia, i pattugliamenti congiunti tra carabinieri e guardia civile spagnola, che vedete vanno in giro per Venezia. È bello vedere, sono i nostri carabinieri e i loro carabinieri, per capirci. Bene, è tutto anche per la pagina veneziana.